Ma tu lo sapevi che nella bolognese ci va la crema di latte? Ormai le tradizioni si stanno perdendo e noi cerchiamo di non farvele dimenticare. Un grande trito di grande qualità, 70 la parte di manzo bovino, 30 pancetta di maiale, concentrato o passata di pomodoro, aglio e odori, in questo caso timo ma anche un po' di rosmarino, non è sbagliato, funghi porcini secchi, daranno qualcosina di più alla vostra bolognese. Carota, sedano e cipolla, normalmente la quantità è 1-1-1, quindi andate liberi così. Un bicchiere di latte, anticamente si usava l'affioramento del latte appena munto, però siamo scienza, non siamo fantascienza. È un grande bicchiere di vino, mi raccomando, Sangiovese, però mettete il vino che tenete a casa. Basta che sia rosso. Piccola tip, un po' di vino rosso, anzi tutto il vino rosso qui nella carne, così sciogliamo i grumi invece di farli attaccare in padella. Acqua calda nei funghi, acciaio, spesso se ce l'avete usate il coccio. Ok? Partiamo, mettiamo le verdure, mettiamo una generosa quantità di olio, cipolla dorata, carota e sedano gli fanno compagnia, aggiungiamo la carne, alziamo la fiamma e la carne che è stata già bagnata col vino rosso la facciamo rosolare col trito di verdure. 10 minuti, il tempo di rosolatura gliela dobbiamo dare alla carne. Nell'attesa tagliamo i funghi. Giovanni, ma ti rendi conto che praticamente vai in trattoria e ti danno la carne con la salsa anziché la bolognese? Ci vuole tempo. Dedicare tempo. Un bel trito, l'acqua non va buttata, ci serve, filtrata sì perché ci può essere della terra. Prendiamo i funghi, mettiamo con tutta l'acqua e poi li mettiamo là dentro dopo che la carne è rosolata. Carne ben rosolata, via. Non mettiamo i funghi a secco perché non devono tostare, devono semplicemente dare sapore e l'acqua è importante. Mettiamo il nostro concentrato, ovviamente al concentrato dobbiamo aggiungere l'acqua. Facciamo andare anche questo. Il ragù alla bolognese non è rosso, il ragù alla bolognese è rosso mattone. Non ho messo assieme a carote, sedano e cipolla l'aglio perché si sarebbe bruciato. Lo mettiamo adesso schiacciato, non perdete tempo a sbucciarlo, schiacciatelo, almeno riuscite a toglierlo quasi integro, se non integro. A cosa dobbiamo aggiungere? Acqua fredda, calda, l'importante è che copra la massa, crema di latte. Ricordate il latte iniziale? Lo mettiamo subito dentro, però ci rivediamo fra 2 ore. Adesso è il momento della pasta, che la tradizione a Bologna vede bianca e verde con gli spinaci. Servirà per le nostre lasagne. Se non potete realizzarle a casa, compratela già fatta. Non vi preoccupate, l'importante è che avete fatto buone le salse. Le nostre foglie di lasagna sono pronte, mi raccomando, non meno di 7. Noi abbiamo finito la nostra lavorazione, l'unica cosa che faccio poi alla fine, sono passate le 2 ore, mettiamo le erbe nostre, timo e rosmarino qui, chiudiamo e le mettiamo in infusione, così gli ultimi 10 minuti daranno profumo, gli oli essenziali scenderanno nel ragù e non avremo neanche quel fastidioso ritrovare di tagli di rosmarino o un trito grossolano che dà fastidio. Prima di cuocere le lasagne, finirle, farvele assaggiare, c'è un video dove racconto come realizzare la besciamella. Fatta bene. Mi raccomando, la pasta va cotta prima, non accorciate i tempi, se no viene una porcheria. 30 secondi di cottura sono più che sufficienti. Il bollore non deve essere mai finito, perché se no la pasta cucina male. Acqua fredda, mi raccomando. Blocchiamo la cottura, ma non lasciamole morire dentro l'acqua. Assorbirebbero troppa acqua. Pronti? Una decorosa quantità di besciamella e un po' di ragù. Primo strato. Adesso incasiamo la cosa. Ho bisogno di vedere sto ragù che non sia completamente mischiato con la besciamella, perché nel palato ogni tanto trovi il pezzone di ragù, ogni tanto trovi la besciamella. Decorosa dose di grana padano o parmigiano reggiano, pasta verde. Forno a 160 in maniera tale che cuocia bene all'interno e faccia una leggera crosticina saporita sopra. Ci vediamo tra 1 ora. La nostra lasagna è pronta e adesso andiamo a tagliare. Beh, che dire, morbida dentro, crocchiosa sopra, che c'è di meglio della lasagna? Vi fate sapere a voi come piace fare la lasagna? Scrivetelo nei commenti. Però mi raccomando, fate i bravi.